Mercoledì 2 ottobre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Prima le notizie, poi andremo alla rassegna stampa. Intanto cominciamo con una notizia che arriva dalla provincia di Agrigento. Il sindaco di Devia, Gianfilippo Bancheri, è stato aggredito da un precario armato di coltello mentre si trovava nell'ufficio protocollo del comune. L'aggressione è avvenuta da parte di un 55enne che ha puntato l'arma alla gola al primo cittadino. A quanto pare avrebbe accusato il sindaco di non avere ancora ricevuto il bonus spesa. Dopo una breve colluttazione, Bancheri è rimasto ferito ad un dito e sul posto sono intervenuti i carabinieri. E adesso le altre notizie. Inchiesta Pandora, corruzione su farmaci e cimici. L'ex vicepresidente della regione siciliana San Martino è stato rinviato a giudizio. Sotto torchio le infiltrazioni della mafia nel comune di Tremestieri Etneo. Il GUP di Catania, Ottavio Grasso, che ha accolto la richiesta della Procura di Catania, ha rinviato a giudizio il deputato regionale Luca San Martino, leader della Lega in Sicilia, accusato di 2 presunti casi di corruzione emersi nell'ambito dell'inchiesta Pandora. Secondo l'accusa, San Martino avrebbe favorito il proprietario di una farmacia a Tremestieri Etneo impegnandosi per impedire l'apertura a un suo concorrente in cambio di appoggio elettorale per la candidata alle europee che lui sosteneva nel 2019 con il PD. Il secondo caso riguarda 2 carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria della Procura che avrebbero fornito notizie su eventuali indagini nei confronti suoi e bonificato da eventuali cimici la sede della sua segreteria. A processo con San Martino andranno altri 11 imputati. La prima udienza è fissata per il 14 marzo del 2025. Lo scorso 17 aprile San Martino si era dimesso da vicepresidente della regione siciliana e da assessore all'agricoltura dopo essere stato sospeso dalle funzioni pubbliche dal GIP, provvedimento poi confermato anche dal Tribunale del Riesame. Il deputato ha sempre contestato le accuse esprimendo la piena fiducia nella magistratura. Nell'ambito della stessa inchiesta hanno chiesto l'accesso al patteggiamento l'ex consigliere comunale Mario Ronzisvalle, allora consulente del sindaco Giuseppe Puccio Monaco e il professionista Paolo Di Loreto. La decisione sarà adottata il 7 ottobre. Saranno processati invece con il giudizio abbreviato altri 10 imputati, tra loro l'ex sindaco di Tremestieri Etneo Santirando e Pietro Alfio Piero Cosentino e 2 presunti esponenti di spicco di Cosa Nostra, Santa Paola Francesco e Vito Romeo, quest'ultimo cognato di Cosentino. I 4 sono accusati di scambio politico-mafioso per le amministrative del 2015. Adesso andiamo proprio ai quotidiani da Emanuela Corsi per vedere come questa mattina questa notizia viene ripresa. Sì, vediamo la Gazzetta del Sud. Angelo, a pagina 18 si parla di San Martino, deputato ed ex assessore regionale, rinviato a giudizio per corruzione. Le presunte infiltrazioni criminali al comune di Tremestieri Etneo, Catania, appunto dicevamo la decisione del GUP al termine dell'udienza preliminare. La prima udienza è stata fissata adesso per il 14 marzo 2025 davanti alla terza sezione penale del Tribunale. Poi andiamo anche alla Sicilia. La Sicilia dedica un'intera pagina a questa vicenda. A pagina 6, San Martino a processo per corruzione. L'ex vicepresidente leghista della regione rinviato a giudizio per 2 casi dell'inchiesta Pandora sul comune di Tremestieri Etneo. Pressioni per la licenza alla farmacia in cambio di voti e bonifica delle cimici in segreteria. Anche qui prima udienza il 14 marzo 2025, ma poi andiamo a vedere anche nell'altra parte in basso, sempre sulla stessa pagina. In tanti lo chiamano, parla con tutti nella fitta rete trasversale di Luca, trame e segreti della politica siciliana. In questo articolo di Mario Barresi vediamo anche i suoi rapporti con altri leader politici, con Lombardo, Miccichè, Musumeci e anche Barbagallo. Per quanto riguarda per esempio Lombardo e i carabinieri nel 2019, uno stabile rapporto col condannato per mafia in continuità politica, poi dal sodalizio si passò all'odio. E poi su Miccichè, amico senza frontiere, dall'idea di stare assieme nello stesso partito fino al primo pranzo, no Nello, sarebbe Nello Musumeci, l'ex presidente della regione, oggi ministro, con forzisti e meloniani. C'è anche Musumeci, quelle insospettabili solidarietà per lo scontro all'Ars, Cuffaro
ha fatto una figura di M, la tesi della madre su razza e PM, poi Barbagallo, pure lui intercettato nell'indagine, asse di ferro con l'ex Dem, ogni tanto una carezza, aperitivo, siamo una coppia a posto. Questi alcuni stralci delle intercettazioni appunto di questa inchiesta che dicevamo è culminata con questa decisione del rinvio a giudizio appunto per l'ex assessore all'agricoltura e vicepresidente della regione. Grazie. Allora adesso a Catania confessa una delle due donne fermate per avere dato fuoco ad una 26enne, però mentre è in corso l'interrogatorio di garanzia si è anche difeso sostenendo di avere con sé per caso, di aver portato con sé per caso il liquido infiammabile. L'altra si tira fuori. Ha ammesso di avere spruzzato e acceso il liquido infiammabile, ma ha sostenuto che la bottiglia con la benzina l'aveva già con sé per caso, in una versione che escluderebbe così la premeditazione del gesto. Una delle due donne fermate domenica dalla squadra mobile di Catania con l'accusa di tentato omicidio durante l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP all'interno del carcere di Piazza Lanza a Catania ha dunque ammesso la responsabilità del gesto di avere procurato ustioni alla 26enne che era solo intervenuta per sedare una lite tra famiglie, nata tra due ragazzine per un fidanzato conteso e poi allargatasi alle rispettive famiglie. La vittima, accidentalmente coinvolta, è ancora in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania con ustioni sul 20% del corpo. Anche un suo familiare, nel tentativo di soccorrerla, si era bruciato le mani. L'altra fermata ha escluso invece ogni responsabilità, sostenendo di essere scesa dall'auto solo pochi istanti durante la rissa scoppiata in strada fra le famiglie. La donna, che ha fatto parziali ammissioni, ha escluso che la coindagata abbia avuto un ruolo nella vicenda, ma secondo gli investigatori entrambe avrebbero materialmente partecipato all'aggressione. Le indagini comunque proseguono per individuare eventuali altri responsabili. Le indagini proseguono, ancora da chiarire questa dinamica dai quotidiani, leggiamo con Emanuela Corsi. Sì, e allora vediamo sempre la Sicilia, l'articolo dedicato proprio a questa vicenda di Catania. Sono state loro ad appiccare il fuoco, l'interrogatorio di garanzia, si difendono davanti al GIP di Catania le due donne fermate con l'accusa del tentato omicidio di Giusi, ustionata per strada. Abbiamo portato la benzina, vediamo in sede di interrogatorio di garanzia, hanno raccontato di avere fatto un giro di ricognizione lungo la via Capuana dove è avvenuto appunto il fatto e hanno visto una ventina di donne, poi l'idea di comprare la benzina ma solo come deterrente. Nell'impeto Vitanza, una delle donne, ha buttato il liquido infiammabile e dall'altra parte, quindi diciamo la famiglia rivale, qualcuno ha utilizzato un accendino mentre lei si è bruciata le braccia, quindi insomma ad appiccare le fiamme sarebbe stato qualcuno della famiglia rivale e non loro. Come dicevi tu, Angelo, ancora è tutto poco chiaro, c'è tutto da ricostruire. Poi vi faccio vedere anche la pagina della Gazzetta del Sud che parla di questa, sempre di questa vicenda, donna bruciata in strada, un'indagata confessa, ma anche qui vedi ci sono dubbi, la ricostruzione parziale non convince. La 26enne si trova ancora ricoverata in ospedale al Cannizzaro di Catania in condizioni gravi. Bene, adesso parliamo di crisi idrica e delle inchieste che sono legate anche ad alcuni aspetti poco chiari. La Corte dei Conti infatti sta indagando, i riflettori sono accesi sulle tariffe dell'acqua prelevata dagli invasi, quasi tutti a secco. Mentre la Regione cerca soluzioni per l'emergenza siccità e mentre la Sicilia, soprattutto quella centro-occidentale, fa i conti con la mancanza di acqua, la Corte dei Conti accende i riflettori sui prelievi dagli invasi siciliani e sui relativi costi di vendita. Sotto controllo le tariffe AMAP, l'ente gestore di Palermo, in una inchiesta che, secondo quanto anticipato dal quotidiano La Repubblica, potrebbe coinvolgere anche altri enti gestori e i consorzi di bonifica. Sugli incassi si dovrebbero ricavare i costi di intervento.
Già, perché la siccità in Sicilia non solo era prevedibile, ma era già stato denunciato da agricoltori, allevatori e associazioni. Le piogge scarseggiavano già dal 2023, tanto che lo scorso maggio il Consiglio dei Ministri aveva deliberato lo stato d'emergenza nazionale con un primo stanziamento di 20 milioni di euro per la regione. Poca roba, ma utili per alcuni interventi immediati. Secondo l'Istat, nel 2022 in Sicilia la perdita idrica nella fase di immissione in rete dell'acqua per usi autorizzati è stata del 51,6%. Tutti gli invasi regionali oggi sono in gravissima sofferenza. Le immagini del lago di Pergusa prosciugato hanno fatto il giro d'Italia, ma non è il solo. I risultati nell'area della piana di Catania, ad esempio, soffrono gli agrumeti. Sulle Madonie il raccolto di grano e foraggio è a zero. Sui 29 bacini idrografici regionali, 9 sono completamente a secco, cioè a meno dell'1% di capacità, e ben 10 hanno meno del 4% di acqua. E le piogge di agosto sono state pressoché ininfluenti. Adesso, più che interventi spot, servirebbe programmazione e interventi strutturali a lunga scadenza. E ripartiamo dai giornali, dai quotidiani, proprio dalla crisi idrica, dall'inchiesta, ma anche da tanti altri fatti della nostra regione. Emanuela. Sì, partiamo proprio dalla crisi idrica, dalla pagina di Repubblica Palermo. Leggiamo i fari della Corte dei Conti sulle dighe. L'allarme Ancipa, acqua fino a dicembre. Nel mirino, come sentivamo anche nel servizio, le tariffe in tutta Sicilia. La Sicilia al via i piani di emergenza in 9 comuni. E poi sempre su questa pagina la storia, la formula magica del 75 per simulare la pioggia, spariamo alle nuvole. La giunta comunale a guida DC spese 56 milioni di lire per irrorare le nubi dal basso all'alto con un sale speciale, lo ioduro d'argento. Io non ricordo se funzionò, però Lo fanno anche in altre parti del mondo, quindi stimolare la pioggia. Potrebbe essere una soluzione, diciamo così. E poi invece dalla Gazzetta del Sud gli effetti della crisi idrica sono anche questi. Si dimette il direttore generale di AMAM. AMAM è il gestore appunto dell'acqua nella città dello Stretto, il CDA. Perplessità e stupore dopo questa decisione, ma i rapporti erano tesi da tempo. C'è dietro anche il nodo Pozzi, la nomina arrivò ad aprile 2023, l'ex direttore era Pier Francesco Donato, lo vediamo qui appunto in una foto con il sindaco Basile, quindi scossone nell'azienda meridionale Acque. Andiamo a vedere le altre notizie. Intanto partiamo dalla prima pagina di Repubblica Palermo che apre con questo tema: la parità negata nei comuni, rivolta contro la norma all'ARS. Sbarca in aula la legge che in Sicilia prevede la metà degli assessori donne rispetto al resto dell'Italia. Stiamo parlando di una percentuale del 20% che va in contrasto poi con la direttiva, con la norma nazionale che vuole il 40% delle quote rosa. La maggioranza si divide, si mobilitano PD, associazioni, lavoro e welfare. L'isola è all'anno zero, queste le parole di oggi appunto di Repubblica Palermo. Altre notizie: il dossier, record di medici obiettori e lunghe liste d'attesa, la via difficile all'aborto. E poi il tema dei rifiuti, l'emergenza rifiuti, quindi non solo emergenza acqua ma anche emergenza rifiuti in Sicilia, inceneritori dal Senato, più poteri a Schifani, ma l'esodo dei rifiuti brucerà 600 milioni. Qui vediamo in questa foto l'impianto del termovalorizzatore di Copenaghen. In Sicilia si progetta di farne 2, come spesso vi abbiamo raccontato, uno dovrebbe sorgere nel palermitano e uno nel catanese. Andiamo a vedere il tema in primo piano a pagina 2, cioè lo scandalo della parità negata, così scrive Repubblica, rivolta trasversale contro la norma. In assemblea sbarca la legge sugli enti locali che prevede soltanto il 20% appunto di assessori donne nei comuni e nel resto d'Italia invece sono il doppio. La maggioranza si spacca, PD e associazioni preparano una mobilitazione.
i lavori rinviati al 15 di ottobre. E poi centrodestra in tilt anche per la norma che prevede l'aumento del numero degli assessori in giunta, quindi un posto in più nelle giunte, una norma che è piaciuta, diciamo, un po' a tutti i partiti, non è piaciuta invece al governatore Schifani. E poi il dossier lavoro sottopagato e welfare all'anno zero, i diritti proibiti alle donne. Le siciliane relegate alla cura familiare, nei nido spazio solo per 13 bambini su 100, flop del reddito di libertà. Quindi c'è ancora molto da fare, la strada è tutta in salita ancora per quanto riguarda i diritti delle donne nella vita sociale, ma anche per quanto riguarda il mondo del lavoro. Andiamo a vedere anche il giornale di Sicilia, la prima pagina di oggi, vediamo la ritirata strategica appunto dell'ARS, la riforma degli enti locali con dentro l'operazione poltronificio, così viene definita, appunto questa di allargare la platea degli assessori nelle giunte, torna in commissione, se ne riparlerà tra 2 settimane. Fuori dall'aula se il voto è segreto, l'altolà di Schifani ai deputati di maggioranza stoppa l'impopolare aumento degli assessori nei comuni, come dicevamo appunto prima, proposto dal Movimento 5 Stelle, ma che è stato accolto in maniera favorevole da tutti gli altri partiti, quindi diciamo un sì trasversale. E poi le quote rosa, anche qui vediamo il tema di apertura di Repubblica, quote rosa solo al 20% a sinistra e polemica. Via libera ai nuovi consorzi irrigui, arriva il primo sì, il numero scende da 13 a 4, la parola ora passa a Sala d'Ercole. Quindi questo per quanto riguarda la politica siciliana. Andiamo a vedere le altre notizie. A Campobello di Mazara il sindaco rilancia "Farò vedere Iddu ai nostri giovani". Iddu è il film ispirato liberamente alla vita di Matteo Messina Denaro, con Tony Servillo che però ha diviso l'opinione pubblica. C'è un fronte del sì e un fronte chiaramente del no che non ha gradito questo film, e invece a Campobello di Mazara appunto il sindaco vuole proprio proporlo ai giovani del comune. Si pensa di organizzare proiezioni per le scuole e a Partinico offrono uno sconto al cinema per i castelvetranesi dopo il rifiuto dell'unica sala del paese. Ecco, come dicevamo, è un film divisivo. A Castelvetrano appunto il gestore del cinema si era rifiutato di mandarlo in onda. Vediamo ancora per quanto riguarda la Fondazione Federico II, Galvagno, il presidente dell'ARS che è anche presidente della fondazione, svela i nuovi progetti di legalità e sociali. A Palermo medaglia al poliziotto ferito, la moglie è assunta, applicata la legge che tutela le vittime del dovere, cerimonia in famiglia. E poi per quanto riguarda i rifiuti, a Mondello la differenziata non decolla, disagi e ritardi, ancora cumuli di rifiuti là dove c'erano i cassonetti. E poi vediamo che anche qui si parla del caso di corruzione che vede coinvolto l'ex assessore regionale ed ex vicepresidente della regione San Martino, che è stato rinviato a giudizio. Questa era la prima pagina del giornale di Sicilia. Vediamo anche la prima pagina della Sicilia, appunto ecco qui, corruzione su farmacia e cimici, San Martino rinviato a giudizio, le carte, parla con tutti, nella rete trasversale c'è la politica siciliana come abbiamo già visto all'interno del quotidiano di oggi. E poi le altre notizie regionali. Tassi bassi, fuga dai depositi in Sicilia, 6,5 miliardi sui bot. Fabi, risparmi aumentati di 5 miliardi. A Priolo, ISAB, impianti fermi, assunzioni congelate, la proprietà assicura è uno stallo temporaneo. E poi a Delia il caso di questo sindaco che è stato minacciato con un coltello, l'uomo è stato bloccato e denunciato. Andiamo a vedere
all'interno invece della pagina di Catania quali sono le notizie principali. Intanto il documento di programmazione del comune etneo, DUP, maggioranza vota ma scricchiola. Questo è il titolo, e poi il documento di programmazione passa in mezzo a tante riserve e molte polemiche. Tutti assenti i componenti di Trentino Sindaco e l'ala pogliesiana di Fratelli d'Italia. Sempre in questa pagina le auto rubate a Catania vengono nascoste e smontate a Paternò. Questa è la scoperta delle forze dell'ordine che hanno portato a 2 arresti. In una zona di campagna trovate la carcassa di una Jeep Renegade, delle targhe e chiavi codificate, appunto segno che lì avveniva questo smantellamento delle auto che purtroppo sempre più spesso vengono rubate nel capoluogo etneo. Grazie Emanuela, torniamo da te fra pochissimo. Intanto, come ogni mattina a quest'ora, apriamo il collegamento con la Polizia Stradale, compartimento della Sicilia orientale. Stamattina con noi c'è il sovrintendente Vito Giovanni Russo. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori del compartimento Sicilia orientale della Polizia Stradale. Certi anche oggi di dare delle informazioni utili a quanti sono in viaggio sulle nostre autostrade e sulle principali strade statali della Sicilia orientale. Per quanto riguarda la situazione attuale, segnaliamo un incidente stradale senza feriti fra 3 veicoli sulla tangenziale di Catania in direzione sud, nei pressi dello svincolo di Mister Bianco. La pattuglia è già sul posto per il sopralluogo e i rilievi tecnici necessari per la ricostruzione cinematica del sinistro e il ripristino della regolare viabilità, che al momento presenta un leggero rallentamento. Qualche ripercussione a seguito dell'incidente rilevabile anche sulla SS 121 e anche sulla diramazione della 18, Viale Mediterraneo per intenderci, in direzione centro città. Ricordo comunque che in via generale, a causa di un cantiere in atto, permane tutt'oggi e nei prossimi giorni sulla tangenziale di Catania un restringimento della carreggiata in direzione sud nei pressi dello svincolo San Giorgio, centro Sicilia, che provoca dei rallentamenti, motivo per il quale vi raccomando sempre la massima attenzione e il rispetto della distanza di sicurezza. Sulla 20 Messina-Palermo permane tra Patti e Brolo in direzione Palermo la chiusura della galleria Calavà e perdura quindi il doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta in direzione Messina, anche se è disciplinata per fasce orarie come da apposita ordinanza dell'ente proprietario della strada, per cui invito gli interessati a prenderne visione o a documentarsi prima di mettersi in viaggio. Vige comunque su questa tratta il divieto di transito per i mezzi che trasportano merci pericolose o mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3 tonnellate e mezzo. La viabilità alternativa purtroppo per loro è la 18 e la 19. Sulla A19 Catania-Palermo persiste ancora la chiusura dello svincolo di Enna in entrata e in uscita sulla gareggiata direzione Palermo, pertanto chi proviene da Catania è consigliabile l'uscita a Molinello. Questa è la situazione attuale, ovviamente è sempre in continua evoluzione perché nel corso della giornata possono sempre emergere criticità legate ad incidenti, auto in avaria o momentanei rallentamenti. Pertanto vi raccomandiamo sempre, al costo di essere noiosi e ripetitivi, la massima prudenza e il rispetto delle basilari norme di comportamento previste dal codice della strada. Evitate ogni tipo di distrazione e fermatevi se siete stanchi o adirati per qualsiasi motivo, fino a quando non riprendete pieno possesso della vostra lucidità necessaria per guidare. Evitate, una raccomandazione a cui tengo tanto, evitate di circolare sulla corsia di emergenza, poiché oltre a violare una norma nel codice della strada, che tra l'altro prevede la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria, in quel preciso istante in cui occupate quella corsia rischiate di travolgere auto o pedoni fermi poiché in difficoltà, per avaria, per un malore, e rischiate di ostacolare e creare intralcio ai mezzi di soccorso che stanno sopraggiungendo e si stanno portando poco più avanti per salvare vite umane o per risolvere la criticità che causa il rallentamento nel quale voi stessi vi trovate. Quindi capite bene che questa condotta di guida è tutt'altro che una furbata. Spero di avervi fornito anche qualche spunto di riflessione in merito e dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale vi auguro una serena giornata.
Grazie al sovrintendente Vito Giovanni Russo dalla Polstrada di Catania, il compartimento della polizia comunque stradale della Sicilia orientale. Per noi adesso c'è da dare uno sguardo alla situazione viabilità sulla circonvallazione di Catania. L'occhio è puntato su quello che era una volta il Tondo Gioieni. Il traffico è abbastanza scorrevole, anche se ci sono dei rallentamenti, come sempre avviene a quest'ora, in direzione Ognina, in direzione dunque est. Ci fermiamo per il momento, fra poco la rassegna stampa nazionale e internazionale con Emanuela Corsi. Restate con Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso di nuovo da Emanuela Corsi per la rassegna stampa nazionale e anche internazionale. Sì, Angelo, soprattutto internazionale, quello che sta accadendo in Medio Oriente. La notizia era nell'aria, un po' ce lo si aspettava che potesse arrivare una risposta da parte dell'Iran, nemico di Israele, dopo gli attacchi appunto di quest'ultimo nei confronti di tutti quelli che sono gli alleati del paese, ed è arrivata ieri appunto questa notizia. L'Iran risponde alla guerra e quindi vediamo la Repubblica. La vendetta dell'Iran, pioggia di fuoco, Teheran lancia 180 missili balistici contro lo Stato ebraico. Abbiamo vendicato l'uccisione di Nasrallah, ricordiamo leader di Hezbollah, e poi di Haniyeh, invece il capo di Hamas nella striscia di Gaza. Netanyahu, un serio errore. Ve ne pentirete, questa è appunto la risposta di Israele. Khamenei, la vittoria divina è imminente, solo Hamas plaude. Attentato a Jaffa, intanto città israeliana dove ci sono stati 6 morti. Il Pentagono rafforza lo scudo, vediamo Biden, grave escalation, e poi Meloni che dice bisogna proteggere gli italiani che sono presenti nel contingente UNIFIL nel sud del Libano. E poi una storia nella città vecchia a Gerusalemme, dove chiaramente adesso c'è la massima allerta, gli sposi che danzano dentro il bunker. Altre notizie, vediamo il caso per quanto riguarda la politica interna, basta Campolargo, Conte spezza l'intesa e mina così le regionali in Toscana e in Liguria. E poi l'inchiesta, ancora l'inchiesta l'ultima nel mondo del calcio, 1 milione di euro dietro questo è il giro di affari dei capi ultra. Ricordiamo che i 2 club che sono finiti nel mirino di questa inchiesta della Procura di Milano sono proprio Milan e Inter. Poi magari vedremo meglio anche questi argomenti, ma intanto concentriamoci sull'offensiva dell'Iran. L'Iran che si vendica, pioggia di missili contro Israele. In 2 ondate sono stati lanciati 181 ordigni balistici, molti sono stati distrutti dai caccia statunitensi e israeliani. Un morto, si tratta di un palestinese colpito a Gerico. Andiamo a vedere in questa cartina che cosa è accaduto ieri dal tardo pomeriggio. Vediamo da una parte appunto l'Iran e poi qui Israele. Gli attacchi sono avvenuti a Jaffa. La vediamo qui, dove tra l'altro c'è stato un attentato terroristico, 2 uomini armati in azione in stazione nella città di Tel Aviv, diversi morti e feriti. Sono stati però uccisi gli assalitori e responsabili appunto di questo attentato terroristico. Poi a Gerico invece vediamo qui alcuni pezzi dei missili iraniani sono caduti in Cisgiordania e hanno ucciso un palestinese. Tra le zone colpite c'è anche il Negev, quest'area qua che si trova praticamente al confine con l'Egitto. Queste le notizie diciamo delle ultime ore. Poi vediamo a Tel Aviv è stato colpito un palazzo, esplosioni a Gerusalemme e appunto come dicevamo anche
in quest'area, nel Negev, che si trova quasi al confine con lo Stato egiziano. A pagina 3, spari e coltellate a Jaffa, dicevamo, dove c'è stato questo attentato terroristico, 6 uccisi tra la folla un'ora prima dell'attacco appunto missilistico da parte dell'Iran. Il premier Netanyahu appare in televisione nella notte e dice: Teheran ha commesso un grande errore, la pagherà. Queste sono le parole in risposta del premier Netanyahu all'attacco dell'Iran. Andiamo a vedere le altre prime pagine, vediamo se riusciamo ad aprire, ecco qui, questa storia a Gerusalemme di 2 sposi che ballano, che vanno nel rifugio e ballano, festeggiano così il loro matrimonio. Vediamo qui questa foto, appunto anche la città santa si scopre vulnerabile dopo quello che è accaduto ieri, con il 30% di popolazione araba non si aspettava di finire nel mirino. In Cisgiordania e a Gaza celebrazioni invece dopo questo attacco iraniano. Il Corriere della Sera, ecco qui, lampi di guerra, l'Iran attacca, scudo di Israele, intercettati centinaia di missili da Teheran, l'esercito reagiremo, spari a Jaffa, 7 morti, scrive invece il Corriere. E poi vediamo ancora nella prima pagina, chiaramente vediamo anche quali sono le reazioni degli altri paesi, soprattutto degli Stati Uniti, ma anche del nostro paese, dell'Italia. Vediamo i Pasdaran, intanto dicono vendetta in nome di Nasrallah, e poi la Casa Bianca, una forte escalation. La Casa Bianca è preoccupata che ci possa appunto essere un allargamento del conflitto nell'area. L'appello del ministro degli esteri italiano Tajani: ora si fermino tutti o la guerra sarà fuori controllo. Quindi vediamo intanto le reazioni degli Stati Uniti, i timori di Biden, che però 6 mesi fa incalzò Netanyahu e gli disse: incassa la vittoria. Invece per quanto riguarda l'Italia, l'allarme è adesso per i 1000 soldati italiani che fanno parte, dicevamo, del contingente UNIFIL, che si trova in una zona cuscinetto a sud del Libano e deve garantire insomma la sicurezza, la pace proprio in quell'area ed evitare che Israele possa invadere lo Stato libanese. Sul tavolo l'idea dell'evacuazione, riunioni d'emergenza tra Palazzo Chigi e la Farnesina, i charter per il rientro dei connazionali. Andiamo a vedere Avvenire. Iran in stato di guerra, attacco a Israele con 180 missili intercettati dalla contraerea da Stati Uniti e Giordania. Il regime è sempre più isolato e minacce di ulteriori azioni. L'esercito compie oltre 70 mini incursioni in Libano, però per quanto riguarda appunto l'altro fronte di guerra. Attentato a Tel Aviv fa 6 vittime. Anche il Sole 24 Ore parla dell'ultima novità per quanto riguarda questa guerra in Medio Oriente. L'Iran scatena la ritorsione e lancia 200 missili su Israele. I danni per ora sono limitati. Il Fatto Quotidiano, vediamo la rappresaglia dell'Iran, buca lo scudo di Israele, attacco telefonato. Teheran vendica Haniyeh e Nasrallah dopo aver avvisato però gli Stati Uniti. Un morto palestinese e vari feriti. Attacco a Jaffa, uccisi in 6. Bibi annuncia una risposta dura. Anche il Giornale, vediamo, l'Iran entra in guerra, i vertici di Israele preparano la vendetta e dicono: vinceremo.
Il Messaggero, Iran, pioggia di fuoco su Israele. Teheran, siamo in guerra, lancia 200 missili. La Casa Bianca, severe conseguenze e rischio, ma Iron Dome e contraerea riescono a intercettarli e a buttarli giù. Conflitto totale, attentato nella metro a Jaffa, come abbiamo visto anche negli altri titoli. Appunto ci sono 6 morti, qualcuno scrive anche 7. E poi l'altra notizia è quella legata all'ultimo scandalo del calcio, soprattutto le 2 società, Milan e Inter, nella morsa degli ultra. Zanetti, agli ultra le forze dell'ordine vi monitorano. La rivelazione ai giudici del capo tifoso interista, l'inchiesta punta alle connivenze dei club, faro anche su Napoli. E poi c'è una notizia di calcio, Angelo, cioè in realtà il protagonista è un ex calciatore, la notizia è di cronaca perché si torna a parlare del delitto Bergamini. Stiamo parlando di tanti anni fa. Era stato archiviato come un suicidio, se non sbaglio, siamo negli anni 80. In realtà dietro fine anni 80, 89 per essere esatto, preciso. fine anni 80, in realtà non fu un suicidio, ma fu la fidanzata, l'ex fidanzata ad ucciderlo. Il movente perché lei rimase incinta e lui non la volle sposare. Quindi un classico cold case questo, che si è riaperto dopo 30 anni, più di 30 anni. E poi per quanto riguarda sempre il calcio, l'inchiesta, torniamo all'inchiesta che vede appunto nel mirino della procura i rapporti tra Milan e Inter con gli ultra. Siamo sulla stampa di oggi, da Inzaghi a Zanetti, interconnection ultra all'interno. Velocemente andiamo a vedere, ecco qui la notizia: convocati in procura il vicepresidente dell'Inter Zanetti e l'allenatore Simone Inzaghi, i PM con gli ultra atteggiamenti tra l'agevolazione e la sudditanza. Spuntano gli incontri tra tifosi e giocatori. Marotta però dice: noi siamo una parte lesa. Ricordiamo che ci sono 19 persone arrestate appunto in questa inchiesta milanese. Molto bene, grazie Emanuela, da te, te. chiaramente nel corso della nostra trasmissione. E intanto ci fermiamo, guardiamo il meteo e poi il primo degli ospiti della nostra mattina. Bentrovati in aggiornamento meteo con le previsioni per mercoledì 2 ottobre, quando ancora le correnti umide porteranno instabilità sul nord-est, Levante Ligure e parte regioni centrali, principalmente la Toscana. Per il sud invece alta pressione, giornata soleggiata. Sulla Liguria cielo sereno poco nuvoloso, venti tra Ostro e Libeccio, le temperature di fatti saranno estive. Le temperature in rialzo, le massime durante il pomeriggio oscilleranno diffusamente tra i 26 e i 30 gradi, addirittura 32 gradi attesi a Catania, giornata, come dicevamo, molto mite, estiva. Nel corso di giovedì, sole, bel tempo nella prima parte del giorno, ancora con il Libeccio, ma poi verso sera aumenteranno le nuvole, arriverà la coda di una perturbazione con qualche rapido improvviso piovasco. Giovedì verso notte poi anche i venti da Libeccio ruoteranno di maestrale. Intanto però giornata calda con valori oltre i 32 gradi tra Siracusa e Catania. Maggiori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trevi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde. Potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto. Vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Eccoci, buongiorno Sicilia, con noi in studio c'è Giovanni Burtone, che è componente della Commissione della Sanità dell'ARS. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Allora, siamo qui per parlare finalmente, ogni tanto, succede raramente, però stavolta la Sicilia è prima davvero. È prima perché nella lotta al crack la nostra regione ha voluto fortemente un disegno di legge, una legge che è anche dotato di
finanze, cioè ha soldi, ha capacità e quindi ha la possibilità concreta poi di aiutare le persone. La lotta al crack non deve avere assolutamente alcuna remora. Sì, è la Sicilia con le carte in regola, come diceva per Santi Mattarella, anzi, in questo caso fa un passo avanti. Lo Stato ancora non ha fatto una legge specifica per lottare con la droga che oggi viene maggiormente consumata dai nostri giovani e che ha effetti devastanti. E le altre regioni non si sono mosse. Si è mossa la Sicilia e si è mosso non soltanto, lo voglio dire con chiarezza, il mondo politico. Si è mossa prima la società. Noi abbiamo avuto una sollecitazione molto forte da associazioni di famiglie, associazioni studentesche di professori pure presenti nelle scuole medie superiori, nell'università. Abbiamo avuto una fortissima pressione al mondo della Chiesa. L'arcivescovo di Palermo più volte di Palermo, intervenuto, ma anche di Catania, di Caltagirone. Io ho avuto preti che mi hanno cercato nei mesi scorsi quando hanno saputo che si stava muovendo qualcosa e noi siamo andati avanti tutti insieme. Questa volta la legge l'ha fatta all'unanimità la Regione Siciliana. Sono segni positivi, bisogna passare dalla parola ai fatti. Questa è una cosa indispensabile. Le risorse ci sono indicazioni legislative significative e i cittadini chiedono. Io ho ricevuto già le prime telefonate di genitori, non di ragazzi, di genitori che sono in una condizione veramente di dolore perché hanno i propri figli che sono avvolti in questo tunnel della droga, di una droga molto molto pericolosa quale è il crack. È perché è una droga sintetica che di fatto annulla la possibilità, la coscienza, non rende questi ragazzi, la chiamano la droga degli zombie, no? Sì. Perché praticamente si perde la La cognizione. chiamano pure l'eroina dei poveri, perché ha un basso prezzo, parte dalla eroina, poi è tagliata, riscaldata, viene messa poi in un contenitore e viene fumata. È una dipendenza e quindi la droga determina una doppia patologia. Una patologia tossicologica, perché si diventa dipendenti subito, e poi una patologia psichiatrica. Collateralmente cresce la schizofrenia paranoide, per cui questi ragazzi negano di utilizzare la droga, spesso si sentono perseguitati, non percepiscono il pericolo. Tra l'altro la droga costa molto poco. La mafia fa gli affari. Questi seminatori di morte hanno abbassato i prezzi e quindi la droga passa non soltanto nelle grandi città, arriva a tutti, nei paesi, nelle aree interne, dovunque. C'è la devastazione di tanti giovani che la utilizzano per le prime volte e poi diventano dipendenti. Ma sono i giovanissimi anche a utilizzare questa droga? E purtroppo si è abbassata l'età. Io da anni mi occupo di tossicodipendenza, quando c'era il dramma dell'eroina che fu sconfitto dall'AIDS, dalla preoccupazione di poter, dalla paura di poter contagiare, di potersi contagiare, quindi. E poi mi sono occupato continuamente della prevenzione, di impegni. Questa del crack mette in evidenza questa presenza addirittura di giovanissimi che la consumano. Bisogna intervenire con tempestività, devono essere i genitori però tra i primi a percepire questa situazione, deve essere la scuola, ecco perché noi guardiamo molto all'elemento informativo e formativo all'interno della scuola, deve essere la società. Io sono sindaco di Militello in Val di Catania e so che un'attenzione deve essere riservata anche nelle nostre comunità, partendo dai servizi sociali. Io ho parlato spesso con il gruppo coordinato dall'assistente sociale, all'assessore ai servizi sociali
e ho raccomandato di non aspettare, di andare nelle scuole, di fare dei colloqui con i ragazzi che sono più distratti, che fanno dispersione scolastica, che hanno scatti di ira a volte incomprensibili, e quindi di andare alla ricerca di chi utilizza queste droghe, di andare alla ricerca del disagio, perché poi si parte dal disagio per arrivare a questa manifestazione così cruenta, perché è veramente grave, presente nella nostra società. Questi 11 milioni che avete messo a disposizione sono sufficienti secondo la vostra analisi? È una prima, diciamo, dotazione? È una prima dotazione. Guardi, il problema vero è intanto sostenere queste comunità dell'autoaiuto, perché sono strutture che nel passato hanno avuto una grande funzione. Ora bisogna avere però strutture che facciano la doppia diagnosi. Non serve solo quella tossicologica, serve quella tossicologica e psichiatrica. E poi c'è bisogno di rinvigorire il nostro sistema dei servizi psichiatrici, dei SERT, e qui c'è un neo. Il neo non è rappresentato dalle risorse, è rappresentato dal fatto che mancano i professionisti, perché il sistema universitario italiano è chiuso, il numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina, e non avendo programmato bene nel passato la laurea in medicina e poi le scuole di specializzazione, oggi abbiamo un numero non sufficiente per poter realizzare un sistema di servizi che possa essere efficace. Quindi bisogna avere risorse, però utilizzare e sperare che ci siano professionisti che man mano si specializzino e possano entrare in questa rete, che è fondamentale, perché quello, guardi, non ci sono soluzioni miracolistiche, Certo. ma non c'è nessuno che possiamo dire non può guarire. Quindi l'approccio non deve essere solo sanitario, ma deve essere anche sanitario. E quindi se c'è un impegno a partire dalla società, io ho detto che c'è stata questa grande mobilitazione, ma anche le istituzioni faranno la propria parte, io credo che qualcosa si potrà mettere in campo per combattere questo dramma, per fare politiche di prevenzione serie, prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Quindi a chi non si droga bisogna dare il messaggio, a chi si droga bisogna dare il messaggio delle problematiche che si possano aprire, chi si droga da tanto tempo bisogna dire che è una condizione di grande difficoltà, e poi la cura e la riabilitazione e la repressione. Bisogna sapere che la mafia su questo fa i propri sporchi affari. È un grande business. Semina morte, è un grande business. È là che si è spostata a tante altre attività, quelle economiche, il riciclaggio, il controllo del territorio, ma quella della droga, di questa droga che riesce a diffondere così largamente, è un campo su cui la mafia ha investito e continuerà ad investire. Onorevole Burtone, 2 punti volevo ancora trattare con lei. Intanto che questo disegno di legge, di questa legge ormai che ha avuto il via libera dall'ARS, ha 3 organismi che lavoreranno insieme, in sinergia, per poter chiaramente sviluppare poi tutti i temi che lei ha in qualche modo già annunciato. E poi c'è un aspetto, quello, lei diceva, del recupero e percorsi rieducativi fatti anche in carcere, perché molti tossicodipendenti poi finiscono in carcere, sono costretti a delinquere per comprare magari la dose e finiscono poi in carcere. Sì, no, è importante monitorare il fenomeno. È in larga scala, ormai non possiamo dire che è circoscritto e quindi sappiamo come si muove, quindi un osservatorio che faccia da collante, che metta insieme esperienze, dicevo partendo dalla società, perché sono stati i genitori, sono stati gli insegnanti, è stata la Chiesa a spingere, e poi anche il mondo politico possa essere responsabilizzato. Io credo che una funzione importante la debbano svolgere gli enti locali. Poi c'è questo aspetto del recupero. Bisogna recuperare. La strada è poi quella di impegnarli, di far superare il disagio e quindi intervenire in termini di superamento dei problemi e una
presenza attiva, quindi col lavoro, e poi c'è questo aspetto, chi va in carcere, chi passa dallo stato di tossicodipendente a tossicodipendente che fa lo spacciatore, e per crearsi a volte invece altri la dose vanno a rubare, fanno dei reati e quindi commettono reati e vanno in carcere. Anche questi vanno aiutati, anzi questi vanno aiutati con impegno, perché vuol dire che hanno perso totalmente l'orientamento di una vita che abbia alcune regole, e questa droga determina questo, non riconoscimento di regole. Quindi, L'idea è quella anche di un'unità mobile, cioè sì, delle sì, unità mobili quello è dell'ASP fondamentale. È per un strada. aspetto, voglio dire, che io ho proposto in commissione più volte ed è stato accettato dai colleghi anche in aula, cioè quelle di fare gli operatori di strada. Ed è un'esperienza, è stata fatta nel passato, aveva l'obiettivo della riduzione del danno. A volte questi giovani o meno giovani andavano in giro a cercare tossicodipendenti che andavano alla ricerca di dosi, a volte semplicemente uno scambio di opinione, oppure allora davano la siringa, dire vabbè, tu ti vuoi drogare, io ti do la siringa purché tu non utilizzi le siringhe degli altri, perché ti potresti infettare. Oppure dicevano guarda, tu senti, dice, io potrei non drogarmi, però in questo momento sono in crisi d'astinenza, guarda, io ho il metadone, perché sono un medico, ti do il metadone, fa da sostituire. Era una riduzione del danno, non uscivano fuori. Però la presenza degli operatori di strada è fondamentale, vanno alla ricerca di chi è in questo momento in difficoltà e ha bisogno di parlare, di comunicare i propri problemi per poter affrontare una fase di grande crisi che vive. Onorevole Burtone, è un discorso ampio, potremmo parlare davvero per tanto tempo, il nostro tempo è limitato però in questa circostanza. Faremo un bilancio, sono convinto che va fatto un bilancio, perché la legge è stata approvata qualche settimana fa e magari cercheremo di capire come... L'auspicio è che nascano queste comunità dell'autoaiuto. Noi abbiamo avuto momenti in cui erano molto presenti in tutte le province, ora ce ne sono molto di meno. Però ora c'è bisogno di quelle che facciano la doppia diagnosi, e questo è l'auspicio, noi saremo presenti. Io ho detto una cosa, credo importante, ho detto anche a questi gruppi che hanno sostenuto l'importanza di varare la legge, di continuare a presidiare, di essere attivi e di sollecitare la politica, ma di essere presenti nella società, perché il fenomeno si combatte insieme e non può esserci una condizione per cui si dice molliamo perché le cose stanno andando meglio, c'è la legge. No, la legge va applicata e la legge non è risolutiva, ci sono importanti azioni che debbono essere esplicitate dai genitori e dalla società. Grazie all'onorevole Giovanni Burtone, componente della Commissione Sanità ARS. Parleremo ancora di lotta alla crack, ci fermiamo, fra poco cambiamo pagina, parleremo di un tema diverso. Oggi è la festa dei nonni e quindi alleggeriremo un pochettino quella che è l'atmosfera di questa mattina. A dopo. Allora, dei nonni parleremo fra non molto, intanto parliamo di altro. Stamattina con Germana Barone, responsabile dei musei universitari di Catania. Buongiorno intanto. Buongiorno. Ieri c'è stata questa inaugurazione, c'è un progetto che è il Museo dei Saperi, si svolge al Museo dei Saperi e della Mirabilia, siamo a Palazzo Centrale dell'Ateneo della Piazza Università a Catania. Che cos'è questa mostra e qual è l'obiettivo? Perché so che la tecnologia c'entra tanto. Sì, anche la tecnologia. Grazie per l'invito. Allora, la mostra è una mostra centrata sulle riserve che l'Università di Catania gestisce da 25 anni. La mostra è temporanea ed è presso i locali, appunto, come diceva lei, del Museo dei Saperi delle Mirabilia Siciliane, che si trova in Piazza Università. Un museo di recente istituzione, ma che sta facendo tanta strada, perché adesso è tra i due musei siciliani, gli unici musei siciliani collegati al sistema museale nazionale.
E in questo museo cosa si trova? Ci sono le collezioni storiche dell'università, e quindi si passa dalle collezioni di anatomia, giurisprudenza, archeologia, zoologia, biologia. C'è una miscellanea, è una miscellanea rappresentativa un po' di tutte le collezioni dell'università. E poi c'è uno spazio per le mostre temporanee, e qui si stiamo inquadra, vedendo intanto qualche immagine. qui qualche immagine dei materiali esposti, il famoso elefantino nano del Museo di Paleontologia, e alcune altre immagini di alcune sale del museo. E poi si passa appunto alla mostra temporanea, dove l'idea è quella di sensibilizzare i ragazzi, ma tutta la popolazione, alla protezione, alla cura dell'ambiente, del paesaggio. Quindi questa mostra, che è stata progettata dalla collega architetto Cantone, ha voluto un po' mettere in evidenza anche aspetti importanti, perché noi facciamo tanti progetti anche di educazione all'ambiente. Ed è una mostra interessante perché dà spazio anche a una visita diciamo sensoriale, emotiva, un po' così come tutto il museo. Sì, io leggo che c'è anche questa esperienza di una proiezione, no? Sulla facciata, sì, e quindi insomma chiaramente va fatto a tutte le ore, si può vedere a tutte le ore. Allora no, proiezione e così no. magari cerchiamo di capire, perché magari qualcuno si aspetta, vengo alle 2 del pomeriggio, posso vederla. No, magari quando si possono vedere queste cose? Allora la mostra è aperta tutti i giorni, mattina, alcuni pomeriggi, e consiglio di vedere sul sito gli orari di apertura del museo e quindi della mostra annessa. Il videomapping è stato fatto ieri sera per l'inaugurazione, veramente un'esperienza meravigliosa, e probabilmente verrà fatta in un'altra giornata, probabilmente a conclusione appunto di questa mostra, che dura un mese. Cioè fino alla fine di ottobre. Sì, fino alla fine di ottobre. Quindi invitiamo tutti a visitare sia la mostra e poi successivamente a visitare le riserve, perché naturalmente per le riserve bisogna prenotarsi, per invece accedere alla mostra c'è un accesso libero. Sì, no, guardavo e leggevo, fra le altre cose mi informo mentre lei chiaramente ci racconta di queste esperienze, che ci sono anche delle zone, come dire, sotterranee, dove si possono ammirare evidentemente, abbiamo già visto prima comunque qualcosina, però per quello che abbiamo avuto modo di vedere dalle diapositive, dalle slide che abbiamo mostrato, davvero c'è di tutto, cioè si passa dalla geologia, si passa da quelli che sono i resti archeologici, e una sorta di custodia del sapere anche. Sì, è un mondo variegato, bellissimo, e la mostra è divisa in 3 parti. C'è una prima parte sulle isole, e quindi l'isola Lachea e l'isola Bella, poi c'è una parte di Epigeo e una parte di Ipogeo. Naturalmente ci sono alcuni elementi significativi e rappresentativi di ogni zona, ma come diceva lei si passa dalla geologia alla flora, alla fauna, c'è veramente di tutto, ciò che c'è sott'acqua, fuori dall'acqua. Quindi e poi ci sono anche gli attrezzi utilizzati da chi magari, dai pescatori, per dire, o maestri, diciamo, dell'arte del mare. Sì, c'è una parte attrezzata per far capire come, appunto, quali erano gli attrezzi principalmente utilizzati, e poi, come le dicevo, una parte anche carina che si aggancia anche alla nuova idea di museo, e il museo, la nuova definizione oramai approvata a livello internazionale di museo accessibile, museo per tutti, dove bisogna anche raccontare, interpretare quello che viene esposto, quindi non c'è più il concetto che al museo guardo qualcosa di bello e finisce lì. Per ogni oggetto esposto c'è tanto da raccontare, c'è tanto da scoprire e anche da sperimentare. Sperimentare attraverso il tatto, attraverso tutti i sensi. E
volevo anche sottolineare, forse non l'abbiamo detto, che è gratuita la mostra. È gratuita, sì. È un fatto importante. Sì, è una scelta ben precisa. La maggior parte dei musei dell'Università di Catania sono ad ingresso gratuito per scelta politica, perché nell'accessibilità ci rientra anche la possibilità di dare a tutti di poter visitare questi spazi. Fate conto che l'anno scorso nei musei del sistema museale sono entrati 146.000 visitatori, solo al Museo delle Mirabilia sono intorno al 35.000 visitatori l'anno. Certamente non siamo il Louvre, siamo un piccolo museo, però facciamo tanta attività, soprattutto anche con le scuole, attività di orientamento, di formazione, di educazione. E su questo io mi volevo riallacciare a quello che è stato il blocco precedente, cioè questa lotta che è stata decisa anche dall'ARS con una legge anti-crack. Potrebbe essere anche questa mostra, insomma le vostre iniziative, un modo per attrarre i giovani, per sensibilizzarli, per educarli. Sì, la funzione principale che utilizziamo principalmente è proprio quella della sensibilizzazione. Noi all'interno dei musei abbiamo fatto in passato anche mostre contro la violenza sulle donne, contro la violenza sui minori, quindi anche di impatto sociale molto importante, e potremmo, sentendo prima l'onorevole Burtone, anche sul problema della droga, avevamo in mente come università proprio di organizzare anche una mostra, perché è il modo migliore. Abbiamo visto che entrare in aula e parlare di alcuni argomenti ha un impatto importante, ma fare entrare i ragazzi all'interno dei musei, dove loro diventano parte attiva di un dialogo molto più libero e molto più aperto con degli esperti naturalmente del settore, ha un impatto molto più incisivo e importante. Quindi le attività di sensibilizzazione, oltre che di educazione, sono fondamentali. Possiamo dare allora gli appuntamenti? Da ieri ormai con l'inaugurazione fino al 31 di ottobre al Museo dei Saperi e delle Mirabilie Siciliane, al Palazzo Centrale dell'Università di Catania, quindi in Piazza Università, c'è questa splendida mostra è riservato a tutti. E quindi c'è la possibilità per tutti in maniera gratuita di poter ammirare queste meraviglie dell'Università di Catania, e messe diciamo a disposizione di tutti, ma proprio tutti coloro che volessero e che fossero anche curiosi, non solo volessero visitare, ma la curiosità. Anche per curiosità. La curiosità è un motore importante della conoscenza. Per ammirare queste straordinarie, ci sono cimeli, ma non sono soltanto cimeli, sono pezzi d'arte, ci sono tanti pezzi d'arte, immagino, e ci sono anche diciamo, come diceva prima, materiali che riguardano le tante facoltà dell'Ateneo catanese. Grazie Vi aspettiamo numerosi. A Germana Barone, che è la responsabile dei musei universitari di Catania. Buongiorno Sicilia continua, fra pochissimo restate insieme a noi. Rieccoci ancora insieme a Buongiorno Sicilia. Ora parliamo dei nonni. Oggi è il 2 di ottobre, è la festa dei nonni, che capita nel giorno che si celebrano i Santi Angeli Custodi. Allora, buongiorno a Pina Iannello, che è presidente regionale, piacere, di Federcentri Federanziani. E Trischele. Che è un'associazione di volontariato. E quindi anche, insomma, ci vuole, i nonni fanno tanto volontariato, anche se non lo sanno. Sempre, voglio dire, non sono inquadrati in questo. No, fanno i nonni con i nipoti e fanno i genitori anche con i figli, perché insomma si occupano della famiglia sempre. E questo ruolo purtroppo io le tolgo subito la parola. Ma è giusto che sia, diciamo, perché entriamo in argomento. Sì, ecco, perché i nonni purtroppo non sono valutati adeguatamente, e noi sappiamo che a una certa età i problemi della longevità portano molto scompiglio, e siccome questa categoria non è attenzionata, come le dicevo, quando ci sono problemi fisici, noi grazie a Federcentri abbiamo un protocollo d'intesa con Longevitas e facciamo molta prevenzione.
moltissima, perché ci fanno fare questi incontri e proponiamo proprio sugli stili di vita, come ci si deve comportare, come si deve reagire e come ci si deve preparare per non diventare poi dei pesi per i figli. Noi quest'anno abbiamo fatto a Leonforte, perché sono anche associata, noi siamo come Trischele, siamo un'associazione di volontariati iscritti al RUNZ nazionale, abbiamo fatto un convegno sull'ageismo e l'invecchiamento attivo. È stato veramente un momento molto promettente per il futuro. Poi con questo caldo ci siamo fermati tutti e riprenderemo al primo fresco vero. Beh, probabilmente nei prossimi giorni la temperatura speriamo potrebbe proprio. calare. Guarda, io la domanda che le faccio, allora la necessità di fare una festa dei nonni nasce dalla, non dico dalla non considerazione, ma dalla poca attenzione? No. Che si ha per i nonni. No, Era necessario fare una giornata allora dei ci nonni? sono feste per qualunque cosa. Diciamo che l'unica festa che non si fa è per San Giuseppe, che chiamiamo Pine, nessuno l'ha mai considerato, però devo dire che i nonni si festeggiano in famiglia. Noi come associazioni di volontariato e come centri sociali in tutta la Sicilia abbiamo fatto sempre delle feste, degli incontri per avere un attimo così di serenità da gestire tutti insieme per passare qualche ora tranquillamente. Quest'anno devo dire che, visto la situazione generale, non c'è molto da festeggiare per quanto mi riguarda, perché non stiamo vivendo un momento... Sicuramente. Ecco, allora queste feste sembrano inappropriate. Noi stiamo facendo per giorno 17 a Mascalucia, perché la giornata è oggi, però durante tutto il mese ci sono delle iniziative che si fanno, perché bene o male è diventato il mese dei nonni. Io volevo tornare però sui nonni, questa figura che è importante da un punto di vista dell'educazione, da un punto di vista, diciamo, sociale, da un punto di vista economico. Insomma, i nonni rappresentano la base, le fondamenta della famiglia e della società. Esatto. Perché sono un sostegno economico e corrono in Quello soccorso. è stato sempre così, oggi è diventato ancora più importante. Per questo le dicevo, giorno 17 noi festeggeremo in una maniera molto singolare, perché la nostra responsabile, la professoressa Maria Grazia Pesce, che si occupa di libri, è stata lei che ha gestito la biblioteca di Mascalucia, proprio a Mascalucia, dove noi abbiamo un sindaco amico come a Battiati, come a Via Grande, ci conoscono un po' tutti. Noi organizzeremo nella sezione di Massa Annunziata un pomeriggio con un'iniziativa bellissima che ritengo molto educativa, che ha proposto la professoressa Pesce, e che si occupa dei nonni che leggono ai bambini, perché da là parte non solo l'educazione, ma è tutta una serie di interventi che si vengono a proporre dentro la famiglia e sono importanti per i bambini, che ormai sono martellati dalla televisione, dai computer e tutto questo. Ma c'è la coscienza, soprattutto nei nipotini, nei bambini, di quello che sono i nonni? Cioè i bambini capiscono, nonostante siano martellati continuamente da telefonini, sollecitazioni. C'è, perché sono sempre presenti, sono molto più presenti dei genitori, che purtroppo devono lavorare, non avendo grandi sostegni, soprattutto nella prima età. È difficile portarli in asilo, ci sono dei sostegni, ma sono sempre molto limitati. Quindi i nonni, fino a quando ce la fanno, voglio dire, perché è un'impresa. Io ho una nipotina di 11 kg e mio figlio si preoccupa quando la prendo, dice: mamma stai attenta, mamma stai attenta. Però io dimentico i dolori, e quello che penso fanno tutti gli altri nonni. Quando sono a contatto con i bambini riprendono, non lo so, vita. E questa cosa diventa necessaria a una certa età, perché tu hai concluso
diciamo, la tua vita e cominci a pensare alla vita di sti piccirilli e come dovranno affrontare questo mondo che ci appare. Quello che noi cerchiamo di fare, a parte tutelare i nonni diciamo, nel settore salute, cerchiamo anche di impegnarci nella formazione anche, come diceva Giovanni Burtone, collaboreremo anche con lui perché, a parte che è un politico siciliano che io ammiro tantissimo, perché uno dei pochi che non fa solo il parolaio, va. E poi mi sento tutti i pezzi che presento, gli interventi che fa alla Camera, e ci dovremmo vedere proprio per sostenere il discorso del crack, perché poi i problemi finanziari pesano, anche perché nelle famiglie giustamente si va incontro, se non c'è un giusto sostegno, si va incontro a questi problemi gravissimi. Allora, insomma, i nonni da questo punto di vista cercano per quanto possono di sopperire anche ai problemi economici delle famiglie. Noi cercano, guardi che molti, io lo so perché noi abbiamo organizzato una vita di attività, spesso si privano di fare la gita, di fare questo, di fare quell'altro. Per sostenere il figlio, la figlia. Allora, i nonni sono gli angeli custodi di tutti noi. Esatto, infatti è stato scelto il giorno degli angeli proprio per questo. Bene, allora, grazie a Pina Iannello, che grazie è il presidente a voi. regionale di Federcentri, Federanziani. No, FEBA è quello, e poi Federcentri Trischele, associazione di volontariato. Benissimo, abbiamo detto tutto, e lei è impegnatissima. Molto. Molto impegnata. Sono impegnata nelle associazioni e con i miei nipoti e divido il tempo, ormai non c'ho più una casa, c'ho un marasma. È un modo per essere anche attivissimi. Ma le devo dire che questa cosa ti mantiene con la mente sempre attiva e che ti fa invecchiare più lentamente, anche se ho molti problemi fisici, me li dimentico. Questo potrebbe essere una soluzione, un messaggio per tutti, insomma, impegnarsi in modo tale da dimenticare gli acciacchi. Ecco, volevo ringraziare la responsabile della biblioteca di Mascalucia che ci accoglierà, la signora Lucia, dove c'è una biblioteca fornitissima da 0 a 14 anni. Allora, ricordiamo l'appuntamento il 17 di ottobre. 17 di ottobre alle 16 del pomeriggio. I nonni offriranno anche una piccola merenda ai bambini. Più di questo. Allora, ci fermiamo ancora, fra poco però, dopo il nostro almanacco, dopo le pillole di almanacco, consulteremo le stelle, così come facciamo ogni mattina con Marco Amato. La festa dei nonni è istituita come ricorrenza civile per il giorno 2 ottobre di ogni anno con la legge numero 159 del 31 luglio 2005, quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale. La festa dei nonni è una giornata speciale per onorare e ringraziare i nonni e promuovere la comunicazione tra le generazioni. I nonni sono dei veri e propri angeli custodi. Non a caso è stata scelta la data del 2 ottobre in cui la Chiesa festeggia gli angeli. Ma a cosa servono i robot? Un robot è una macchina costruita per eseguire azioni complesse. Può essere telecomandato, ma in genere è progettato per un funzionamento automatico. Ad esempio, viene utilizzato per compiti ripetitivi o di precisione negli interventi chirurgici, o viene inviato in zone pericolose per le persone per effettuare un soccorso. Eccoci al momento delle stelle, siamo in collegamento con Marco Amato. Buongiorno Marco e la sua tazzina. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Buongiorno, tazzina particolarissima questa, vedo un fiore, una margherita, cos'è, un girasole? No, sono più fiori, sono fiori
appunto così primule per la precisione, e la lavorazione è abbastanza sofisticata perché abbiamo una meccatura d'oro e una fascia nera, un po' come la camicia che ho scelto oggi per parlare di un personaggio abbastanza misterioso e interessante che ora andiamo a scrutare tramite l'occhio delle stelle. Allora, oggi vi racconto di Damiano dei Maneskin, che pare abbia lanciato un disco da solista. Quindi tutti si chiedono, è un addio ai Maneskin? Assolutamente no, ma decisamente questa produzione, questa prova professionale interessantissima l'ha voluta condurre da solo, con la collaborazione professionale di un grande artista inglese che è Labrinth. Ecco, ha prodotto questo suo nuovo disco da cui ci si aspetta tantissimo. Il lancio è assolutamente stato molto ben curato, un po' come il nuovo look e tutte le nuove suggestioni che un Damiano che sembra mutare forma, un po' come i grandi artisti che evolvono di volta in volta. Ebbene, che segno è Damiano? È un Capricorno, inaspettatamente sì, segno della traduzione, del tempo e del lavoro. Il Capricorno sa essere vulcanico e sorprendente al di là della sua serietà perché è fortemente coerente. Il segno del Capricorno rappresenta la coesione e anche l'eremitaggio, nel senso che Capricorno e Acquario, i segni di Saturno, sono i segni più individualisti dello zodiaco, ovvero vanno da sé, fanno da soli. Tutto quello che nel nostro oroscopo e nelle aree suddette Capricorno e Acquario può essere svolto in una maniera individuale. Quindi tanti auguri in bocca al lupo al sorprendente Damiano dei Maneskin e alla sua forza e alla sua enorme coerenza. Allora, oggi è una giornata molto particolare per tanti motivi. Dunque, festa degli angeli, tanti auguri a tutti i nonni, auguri ai miei che non ci sono più, che sono stati il mio più grande tesoro. Luna che ci fa nuova in bilancia, quindi vive i segni d'aria. Questa luna nuova però è congiunta a Mercurio, quindi bisogno di chiarezza e bisogno di avere una visione della realtà bilanciata e quanto più oggettiva e seria possibile, pur parlando di sentimenti e sogni. Questo accadrà a Gemelli, Bilancia e Acquario, i segni d'aria appunto, ma anche Leone e Sagittario sfrutteranno benissimo questa luna. E rimangono anche Gemelli e Vergine una menzione particolare proprio perché sono i segni di Mercurio e partecipano a questo rinnovo della luna che vuole stabilire nuovi obiettivi. Rimangono in terra Toro e Capricorno, che di questa luna il Toro non ne fruisce molto, mentre invece il Capricorno è in quadratura. Il Capricorno appunto sta affrontando delle prove in cui non se la può prendere con nessuno se non con la responsabilità delle azioni fatte. Cosa succede ai Fuoco? È una luna assolutamente congeniale, un po' meno per l'Ariete proprio perché è in opposizione. Bene per Sagittario e Leone, di Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Questa luna la vivono in una maniera abbastanza interessante. In quadratura il Cancro, e il Cancro è il segno della luna, quindi vuole capire il Cancro realmente come comunicare nuovamente con le persone. Scorpione è una luna emotiva, pensierosa e romantica, quindi volete rinascere un po' nei sentimenti. Pesci, un po' troppo distante in gradi per farvi toccare da una serie di faccende non proprio razionali. Oggi non la tollererete moltissimo e quindi, detto questo, ancora auguri ai nonni e buongiorno Sicilia. Grazie Marco Amato, l'appuntamento con te, buon caffè e con le stelle domani mattina. Buongiorno Sicilia, torniamo invece ai giornali da Emanuela Corsi. Sì, vi racconto una bella storia comunque che è finita sotto i riflettori della cronaca, se ne è parlato tanto in questi giorni, in queste ore. Una brutta storia che però ha un lieto fine. Allora, cosa è successo? Siamo nel napoletano, sabato sera dei ladri hanno rubato in una casa per valori per circa 30.000 euro. Tra la refurtiva c'era anche un cagnolino. Il cagnolino si chiama Maui, che vediamo in questa foto, ed era il cagnolino della figlia di questa coppia che è una bimba disabile che purtroppo è condannata su una carrozzina. Il papà, di fronte a questo furto, ha fatto un appello sui social, anche sui TG nazionali, ha chiesto per favore: a noi non interessa nulla, non vogliamo sapere neanche chi siete, però restituiteci quantomeno il cagnolino se
ancora vivo perché per la nostra figlia è tutta la sua vita, sono cresciuti praticamente assieme. Bene, la lieta storia è questa, che alla fine il cagnolino è tornato a casa perché in forma anonima lo hanno riportato con un biglietto che fa anche un po' sorridere, perché hanno scritto siamo ladri ma onesti, e hanno fatto trovare a questa famiglia appunto il cagnolino, soprattutto a questa bimba di 12 anni che era disperata per la perdita del suo Maui, e quindi Maui è tornato a casa con i suoi familiari e soprattutto con la sua sorellina umana. Quindi ecco, questa era la storia di oggi che ha raccontato il Corriere della Sera, ma ne hanno parlato veramente tutti. Davvero una bella storia, grazie Emanuela, ci Prego, ritroviamo Angelo. chiaramente con te domani. Intanto ci salutiamo come sempre in musica, perché il 2 ottobre del 1951 nasceva Sting, uno dei più grandi cantautori, musicisti, polistrumentista, leader in assoluto dei Police. Assieme a questo gruppo ci hanno regalato tra gli anni 80 e gli anni 90 grandissimi successi. Stamattina ne risentiamo uno che è famosissimo, Message in a Bottle. Grazie a tutti, buongiorno Sicilia e restate con noi.